Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella 32esima lezione di Radiestesia Basic del vostro maestro veneziano. Oggi facciamo una lezione un po' particolare perché ipotizziamo che in una coppia ci siano un pochettino di problemi e allora qui bisogna intervenire con la radiestesia radionica in modo leggero prima di magari intervenire in modo più magari interessante con operazioni di alta magia operativa. Però prima di iniziare il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 Ildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siamo già al 170 e qui sotto, vedete, qui sotto in descrizione ci sono i link per poter accedere e potersi iscrivere gratuitamente. Ma dopo questo vi chiedo di seguire questa bellissima pillola. Ipotizziamo appunto che ci siano delle problematiche in una coppia già formata che già esiste e quindi andiamo a indagare un attimino con i nostri quadranti radiestesici e vediamo un pochettino se magari possiamo intervenire con i nostri quadranti circuiti radionici. Bene, prima di tutto mettiamo il testimone di questa coppia, una foto di loro due e chiediamo ad esempio se possiamo utilizzare questo percorso per aiutare questa coppia, perché magari c'è qualcosa che non va. E il pendolino vedete subito che dice di sì. Se non sapete cos'è un testimone, andate a vedere le altre 31 pillole del vostro Marietto Veneziano sulla Radiestesia Basic, che sono nel canale, nella playlist appunto lezioni di radiestesia. Bene, dice di sì, quindi noi a questo punto sappiamo che possiamo intervenire, quindi guardiamo un po' la qualità anche delle due persone, però vediamo come, voglio dire, come questo rapporto di coppia potrebbe essere, ipotizziamo che chiediamo com'è adesso e come potrebbe essere in futuro dopo il nostro trattamento. Vediamo, adesso magari è veramente in cantina, decisamente negativo, e vediamo dopo il nostro trattamento. Fermiamo il nostro pendolino, chiediamo ancora, dopo il nostro trattamento vediamo che sarà discreto, quindi sappiamo che prima partiamo da una situazione decisamente negativa e dopo la tratteremo, la faremo diventare discreta. Bene, adesso andiamo avanti, guardiamo anche con la scala di coscienza la qualità delle due persone, vediamo un po' per essere sicuri. La prima persona ha la buona volontà e vediamo la seconda persona, sempre mettendo il testimone della persona. La seconda persona ha coraggio, vedete, comunque sono due persone e neutralità, quindi sono due persone effettivamente che hanno un momento di particolare disagio per vari motivi che adesso non andiamo a analizzare perché questa è una lezione di estesia basic e vogliamo solamente vedere il minimo delle cose. Quindi andremo a utilizzare un circuito che è due circuiti. Il primo è questo qui per unire le coppie che avete già visto in un'altra pillola, quindi chiediamo al pendolino col quadrante radiestesico per valutare l'ora. Vi ricordo che questi circuiti si trovano tutti gratuitamente a scaricare nel sito capitano.altrevisto.org. Mettiamo qui il testimone e ci dice che sarà 7 ore, quindi dovremo usare questa macchina radionica che vi ho fatto vedere, cioè questa, per portare un po' di pace nella coppia per almeno 7 ore. Quindi cosa fate? Scrivete ad esempio il nome e il cognome, la fotografia di tutte e due persone, poi mettete un intento, uno scritto con intento, ad esempio pace, la pacificazione. Questo appunto è una pillola per una coppia che già vive insieme ma ha un po' di disagio. Quindi scrivete il vostro intento, lasciate questa macchina radionica per 7 ore. Poi attenzione, usiamo un altro circuito che vi ho fatto vedere per dare forza magnetica vitale curativa alle persone, ma tutte e due. Quindi riutilizzeremo il nostro circuito e chiederemo a questa coppia qui per
rinforzare la loro unione quante ore. E anche qui vedete ci dice 7 ore, ancora. Quindi cosa faremo? Prenderemo un'altra foto, cioè il testimone delle due persone, li metteremo qui e scriveremo unione, amore, forza e utilizzeremo questo circuito, prenderemo il nostro pendolino e chiaramente vitalizzeremo con il pendolino fin quando non si ferma. Quindi prenderemo anche questo circuito conduttore magnetico per, come si vuol dire, per 7 ore col testimone, le ho appoggiate come quest'altro in un posto sicuro contemporaneamente, anche perché lavorano su campi vibrazionali diversi. Vedete questo e questo, vedete 7 ore qua, questo qui anche si fa girare intorno sul testimone il pendolino fin quando non si ferma, poi si lascia 7 ore, e anche questo qui si lascia 7 ore fin quando sono passate queste 7 ore, si lascia attivare queste due macchine che lavorano con le onde di forma. Bene cari amici, anche per oggi la 32esima lezione di Radiestesia Basic è fatta. Questa è una lezione più che altro orientata già a quelle coppie che esistono insieme, vivono insieme e condividono insieme, hanno magari qualche piccolo problema di comunicazione, però avete visto che si risolve perché dopo questo trattamento dovrebbero andare in modo discreto le cose. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito qui, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Ildegard Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!